Erika Baldino e Enrico Cappelletti saranno la consigliera regionale o l'ex senatore a guidare la squadra del Movimento 5 Stelle per le prossime elezioni regionali? I due nomi sono stati scelti dagli attivisti al termine della nuova tornata delle regionarie, ovvero le primarie digitali che contraddistinguono l'attività politica pentastellata. Un percorso iniziato il 20 febbraio con 54 aspiranti candidati alla nuova assemblea di Palazzo Ferrofini per i prossimi 5 anni e che si concluderà la prossima settimana con la scelta dello sfidante dell'attuale governatore del Veneto Luca Zaia. L'ultimo passaggio con la definizione dei due ballottanti si è concluso alle 12 in concomitanza con le regionarie per le Marche, la Puglia, la Toscana e la Liguria. 3.012 i votanti complessivi sia per Palazzo Balbi a Venezia che per Palazzo Leopardi ad Ancona, dove non c'è stato nessun nome che ha raccolto il 50% più uno dei voti. Segretato al momento anche il dato delle preferenze, questo, spiegano dal movimento, per non influenzare l'ultimo passaggio prima del nome definitivo del candidato presidente veneto. Erika Baldin, 31 anni, Chiogiotta, è attualmente consigliere regionale e componente della Commissione Bilancio e delle politiche economiche del Veneto. Enrico Cappelletti, 42 anni, padovano, è stato senatore del Movimento 5 Stelle fino al marzo del 2018 ed è attualmente consulente per diverse società del territorio. Di sicuro sarà una corsa senza alleanze, nessuna convergenza con il Partito Democratico Veneto, come per le altre regionali, Liguria esclusa, dove oltre al voto per il candidato presidente, la piattaforma Rousseau ha chiesto di pronunciarsi per possibili alleanze, con il risultato che per la maggioranza degli attivisti, se si vuole vincere sul governatore uscente Giovanni Toti, il movimento deve allearsi con il Partito Democratico. Un segnale politico importante anche per il Veneto.